l'attenzione anche forse dell'opinione pubblica, forse dei soggetti politici che contano, forse anche dei giornalisti che sono ovviamente anche chiamati a rappresentare delle situazioni drammatiche proprio di vera e propria guerra. E adesso proprio i giornalisti sono stati chiamati in causa e quindi il dottor Lucio Leandrin che spiegherà il tema della formazione professionale dei giornalisti, perché è un ambito molto importante che fa l'informazione, da informazione normale, a volte adesso anche quella dei social, addirittura fake news, eccetera, eccetera, la fa diventare invece informazione qualificata, proprio la formazione. Ho quest'idea io, adesso vediamo se la condivide anche il dottor Leandri. Vabbè. No, no, deve sedersi qua, bisogna alzarsi Benissimo. perché così la registriamo e la mettiamo Grazie, online. grazie. E buonasera a tutti. Ringrazio per l'invito il professor Cevolin con Storia, Gruppo Studi Storici Sociali di Pordenone, l'Ordine dei Giornalisti e il Circolo della Stampa di Pordenone ha un contatto continuo, ha un contatto consistente, per cui accettiamo molto volentieri queste occasioni per poter dare anche offrire la nostra collaborazione. Quanto detto dal professor Cevolin è di particolare rilevanza perché la recente elezione di Donald Trump apre inevitabilmente ad uno scenario geopolitico e delle relazioni internazionali caratterizzate dall'incertezza, come ha affermato e condivido. Per cui il seminario che andiamo ad affrontare è proprio per cercare di analizzare ed approfondire queste relazioni internazionali, proponendo ovviamente degli strumenti per la comprensione e l'informazione della complessa situazione. Ovviamente una situazione che intende anche affrontare gli aspetti della comprensione, l'informazione verso la pubblica opinione, con particolare rilevanza al diritto all'economia, alle tecnologie digitali. Ovviamente nella direzione della convivenza pacifica, che è ovviamente l'obiettivo determinante per tutta la comunità internazionale. E in tal senso anche l'Ordine dei giornalisti è impegnato e quello di quest'oggi è uno dei corsi di formazione obbligatori inseriti nella piattaforma dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti che si dirama sul territorio. L'argomento di quest'oggi viene rilevato di particolare importanza, identificando una serie di alcuni crediti così che vanno poi a completare la base per il completamento obbligatorio della formazione. Ecco, ovviamente il ruolo del giornalista in questa fase estremamente complessa ha una rilevanza di non poco conto, anche perché deve affrontare anche attraverso una propria analisi interna i linguaggi, nuove forme, argomenti che evidentemente trovano certezza solo attraverso una verifica e il fatto di essere vere. Questi due aspetti, verifica e verità, soprattutto in questi momenti di particolare complessità, sono determinanti anche per dare non solo completezza all'informazione, ma anche affidabilità ed autorevolezza al mondo giornalistico. In questo momento in giro per il mondo abbiamo degli inviati speciali che offrono quotidianamente
tutta una serie di informazioni rischiando la propria vita. E questo ovviamente è un aspetto che va considerato nella sua grande criticità, perché evidentemente i fronti di guerra e le situazioni di instabilità che troviamo le abbiamo quotidianamente sotto gli occhi. Ed è importante questo convegno anche perché i relatori, come diceva poco fa il professor Cevolin, sono esperti e qualificati esponenti del mondo accademico, rappresentano anche un importante confronto con i giovani che in questa fase ovviamente hanno una identità ed un rispetto che va commisurato proprio all'interesse che dimostrano per affrontare con onestà intellettuale questo complesso panorama geopolitico. Ovviamente non vado oltre perché ritengo che lo spazio sia maggiormente dato alle relazioni che verranno proposte e ovviamente la nostra collaborazione sempre in primo piano. E vi ringrazio. Allora, presento velocissimamente il generale di Corpo d'Armata Roberto Bernardini, non senza sottolineare il riferimento alla verità da parte del rappresentante dell'Ordine dei giornalisti Leandrin, verità che vale nel nostro corso di diritto all'informazione e della comunicazione, per esempio per quanto riguarda il tema anche della diffamazione, tra l'altro, ma verità che è connessa all'informazione qualificata, giornalistica e autorevole, e anche la verità, ci colleghiamo già anche a Papa Francesco, perché anche questo è un ambito che sta a cuore a Papa Francesco. Ma adesso presentiamo il generale di Corpo d'Armata Roberto Bernardini, generale che ha svolto degli incarichi rilevanti per il nostro paese, è stato il vertice delle forze operative terrestri dell'esercito italiano. E prima, così nella chiacchierata, prima di iniziare questo seminario, mi ha fatto il numero di quanti generali di corpo d'armata aveva alle sue dipendenze, quindi quante divisioni, brigate, eccetera, eccetera. Oltre a questo prestigiosissimo incarico, ha svolto attività in campo internazionale nelle missioni NATO e dell'Unione Europea. Per quanto riguarda il progetto NATO, per esempio, il progetto Partnership for Peace, che era un progetto, direi, nato soprattutto dopo il 1989, comunque che ha avuto uno sviluppo dopo il 1989. E devo dire che il generale Bernardini è sempre il nostro consulente di storia, di geopolitica, in tutte le occasioni principali, ma soprattutto nelle quali si discute anche del tema della pace, perché è un generale che ha attenzione, come molti generali, in realtà la realtà e alla verità della situazione, che a volte stride un po' con l'aspirazione alla pace. Tant'è vero che nella chiacchierata che abbiamo fatto per preparare, abbiamo un po' preparato assieme questo seminario, la parola pace ci sembrava anche un po' come realismo, per certi versi forse anche difficile da utilizzare, perché quello che si può aspirare in questi giorni forse è una tregua da qualche parte nei conflitti più importanti, una tregua magari lunga, addirittura qualcuno l'ha qualificata
proprio Trump, una sporca tregua addirittura, e quindi è difficile, ecco, parlare di pace. Ha svolto attività anche di consigliere militare dell'ambasciatore a Nairobi in Kenya, per esempio, e anche nel Maghreb, e quindi un ruolo anche che noi utilizziamo la sua esperienza nel Master in Intelligence per queste cose, come si fa a relazionarsi con paesi islamisti o comunque paesi che hanno un'attenzione molto, che vedono nella religione dell'Islam un aspetto importante, ovviamente facendo sempre la distinzione tra paesi islamisti. Adesso c'è la situazione in Siria dove l'incertezza è massima perché lì i ribelli sono quelli dell'ISIS che hanno destituito un crudele dittatore, quindi vedremo se ci sarà un miglioramento per la situazione. Penso ai curdi, penso ai cattolici, per esempio, che ci stanno a cuore, ecco, curdi e cattolici. Ci stanno a cuore perché hanno sofferto in molte occasioni, a volte non ci si ricorda che i curdi hanno anche dall'Occidente preso qualche così, fregatura, un po' per certi versi, e i cattolici sono ancora, sono ancora delle terre di martirio per i cattolici in certe zone, quindi noi ci sembra che forse anche Papa Francesco non è andato a Notre Dame, ma è andato in Corsica, è andato nelle periferie, continua ad andare nelle periferie, non si è messo in prima fila ad entrare nella rinnovata Notre Dame de Paris, ma ha preferito fare la sua attività di portare la croce nelle periferie, per esempio in Corsica. Va bene, ho parlato anche troppo. Adesso la parola al generale Bernardini che però cerco di attivargli le slide. Vediamo se riesco a condividere lo schermo e a prendere le sue slide e poi anche cercherò di, vediamo, cercherò di, ecco qua,